Quella di stasera al Mercante è una sfida importantissima, gara secca, si decide tutto in una notte e l'FC Bassano 1903 non può sbagliare. Vincere la Coppa Veneto equivale a dire promozione ed è questo l'obiettivo stagionale numero 1 della società bassanese. 90 minuti per passare il turno degli ottavi, in caso di pareggio si andrà direttamente ai rigori. Certo, non sarà facile perché di fronte i ragazzi di Mister Maino si troveranno il Carmenta, la formazione di Carmignano di Brenta, che arriverà ai piedi del Grappa con tutte le intenzioni di portare a casa la vittoria. I giallorossi devono lasciarsi alle spalle la batosta rimediata domenica a Campo San Piero. In spogliatoio ci avevano detti di entrare subito concentrati, sono cose che purtroppo nel calcio succedono e possiamo rifarci già da mercoledì, quindi forza Bassano. Oltre che con l'avversario, i bassanesi dovranno fare i conti anche con l'infermeria. Stasera all'appello mancheranno Gallina, Bertollo, Sartor, Cosma e Meneghetti, che a Campo San Piero ha rimediato una brutta distorsione, senza contare anche l'assenza di Savio, squalificato per 2 turni dopo l'espulsione contro la Fontanivese. Domenica poi mancheranno per la sfida di campionato anche Nacek e Samin, entrambi squalificati.